Notizie Oggi è una produzione di Canale Italia. Eccoci qua, buongiorno amiche, buongiorno amici telespettatori di Canale Italia, ben sintonizzati su questi nostri canali che sono tantissimi, lo dico ai veneti, sul 15 dalle 6 fino alle 9 restate lì insomma, per l'Italia 53 e poi dalle 8 per chi ha il MUX 2 283, altrimenti chi ha Sky 913, siamo dappertutto. Per quanto riguarda poi su in Friuli, se qualcuno ci suggerisce dove lo vedono, così lo diciamo a tutti gli altri che lamentano, non vi vedo più, lamentela tutta iosa. Perdonateci, questo è quando si hanno troppi tanti canali, e sono tantissimi quelli che abbiamo noi, quasi, no, più di 30, 31 mi pare, quindi canali di Canale Italia. Buongiorno al neosindaco di Abano Terme, Federico Barbierato. Buongiorno. Buongiorno Vito, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Certo ti ho fatto fare uno sforzo stamattina immane, so cosa vuol dire quando si lavora come sindaci, soprattutto la domenica si va a letto tardi, quindi poi c'è l'alzata. No, ma vengo volentieri qui da te, sai che... Grazie. Buongiorno sei avvocato o no ancora? Io sono abilitata alla professione forense, poi per motivi lavorativi non mi sono iscritta all'albo perché è incompatibile col lavoro pubblico. Ho capito, quindi dottoressa o avvocato Erika Bertazzo. Dottoressa. Buongiorno. Buongiorno all'amico Raffaele Padrone, buongiorno, poliziotto. Beh, in questo momento sindacalista della Polizia di Stato, no? Perché sì, ma come si chiama? Non possono... Il tuo sindacato, che non riesco mai a ricordarlo. Come si chiama? UGL Polizia di Stato. UGL Polizia. UGL. Polizia di Stato. UGL. Che non è l'UGL, quella confederale che... Polizia di Stato. UGL Polizia di Stato. Polizia di Stato, me lo scrivo qua perché molto spesso dico, Madonna, come si chiama? Qual è la sigla del poliziotto? Del poliziotto, però si è identificato di poliziotto. Insomma, sono poliziotto, no? A tutte le ore della giornata. Però, insomma, sindacalista in questo momento. E buongiorno all'architetto Massimo Cavazzana, che è presidente dei comuni, mi pare, no? È la consulta dell'ANCI dell'ambiente e territorio, una delle commissioni un po' più complesse, soprattutto in Cosa vuol dire? Facciamo capire cosa vuol dire. Cosa vuol dire? Vuol dire che l'ANCI è un'associazione nazionale che raccoglie tutti i sindaci. Sì. L'ANCI Veneto all'interno della sua realtà delle commissioni, una delle commissioni più importanti è la Commissione Ambiente e Territorio, che segue le problematiche effettive che i sindaci devono affrontare sia sul territorio che sull'ambiente. Scusate, ancora un'altra cosa particolare, la cosa bella che vorrei che il sindaco Barbierato facesse è capire che in centro noi abbiamo un caffè che è la fine del mondo come posizione e che è abbandonato a se stessa. È come il caffè Pedrocchi di Padova, ce l'abbiamo ad Abano e lì c'è un abbandono, colpa tua Enoch, colpa tua anche, Enoch sarebbe il presidente della provincia, nonché sindaco, diceva facciamo dentro, che poi ci ha dato, ho sentito che sì, noi ci siamo... l'erba, lo curo dell'erba passa al comune adesso. Abbiamo chiesto almeno, lì c'è una situazione un po' complessa perché è un edificio che purtroppo è importante nel centro di Abano, la cui gestione è stata affidata a una società che è fallita. Esatto. E quindi lì ci sono tutte le procedure burocratiche di cui si diceva prima che fanno perdere tempo. Nel frattempo noi abbiamo chiesto all'amministrazione provinciale, che ringraziamo, di affidarci la cura del verde intorno, perché vorremmo anche che fosse un pochino colorato, un pochino così. Abbiamo deciso di curarlo direttamente noi, sperando di restituire un'immagine migliore, insomma, alla città. Sono convinto che così sarà.
Mi auguro che ci dia anche il bar, così lo si gestisce in maniera... C'è la pubblicità, stiamo facendo pubblicità, poi verremo a parlare dei problemi di cui è qua anche Raffaele Padrone, roba di... Sì. No? Nei primi 25 minuti hai fatto una pubblicità su questa Italia, è un bel casino. Tu sai che io sono lo Sgarbi della situazione, no? Hai fatto bene a dirlo, c'è la pubblicità, dopo ne parliamo, poi dici le tue critiche, pubblicità. Allora, veniamo adesso a parlare. Cos'è che stavi dicendo tu? Dicevo lasciati, no? Io sai che sono lo Sgarbi della situazione, ascolto, poi intervengo, ma intervengo papale, non faccio il politico. Chi fa bene a destra dico che fa bene a destra, chi fa bene a sinistra dico che fa bene a sinistra, per l'amor di Dio. Però cerco di guardare i difetti di destra e i difetti di sinistra. Allora fate voi tutti questi centri commerciali, poi magari cercate la sicurezza, tanto la polizia non c'è, non ci sono gli uomini e quindi è un discorso anche che mi riguarda particolarmente. Fate più centri commerciali, aumentano i furti perché diminuisce la polizia o quantomeno la presenza della polizia. Non pulite i fossi, arrivano le alluvioni, poi non arrivano i pompieri perché i pompieri non hanno neanche i camion per arrivare. Cioè questo che è un po' quello che ti dicevo quando ci siamo lasciati prima della pubblicità, c'è un po' un casino generale, no? Nel comparto sicurezza. Questo quando fanno questi progetti non si rendono conto, non capiscono, non interpellano, fanno. Non me ne vogliono i signori amministratori qua, ma è così la situazione in Italia. Quando fanno le leggi non pensano. Oggi su alcuni giornali c'è scritto qualcuno: bisogna dare più spazio, mani più libere alla polizia, ma non è il concetto di dovete fare le leggi, non è un problema di dire bisogna che la polizia abbia le mani libere, se non ci sono le leggi per attuare, per fare, la polizia non può fare, i carabinieri non possono fare, le forze dell'ordine non possono fare. Quindi io dico questo, cioè è bella la pubblicità, siamo quasi vicini alle elezioni, ma non bisogna fare, come diceva qualcuno, con il fondo schiena di un altro. Questo è, perché se tu leggi i giornali stamattina, la polizia dobbiamo dare più le mani libere, cioè cosa significa? Questo è il problema, queste sono le leggi e il poliziotto, il carabiniere e la Guardia di Finanza applica quelle disposizioni, perché se no passa i guai e va in tribunale e nessuno ti paga niente. Poi lasciamo perdere, come mi facevi fuori programma, esempi di cui non voglio neanche parlare, vedi Firenze. Le forze dell'ordine non sono due persone, perché se questa cosa l'avesse fatta l'idraulico o una cosa sarebbe diverso. Chiaro, lì ci sono una serie si sono verificate in quell'episodio di Firenze, sapete di cosa sto parlando, di questi due personaggi che fino a ieri avevano una divisa. Si sono verificate delle situazioni chiaramente negative, sia sotto l'aspetto legale nostro, quindi amministrativo nostro, con regolamenti di disciplina nostri, che penali. Io ti dico subito che non credo alla violenza, sicuramente non c'è stato un atto di violenza, però ci sono state una serie di reati che giustamente non giustificano il comportamento di quei due soggetti. Capisci? Sì. Però non è questa la polizia, non sono questi i carabinieri, la gente ha fiducia in noi, io ringrazio sempre quando vado o sono invitato in altre trasmissioni, ringrazio la gente che mi ferma per strada e mi dice meno male che ci siete, questo ci dà ancora la forza di... È chiaro che a qualcuno chiama ma voi non potete fare niente, no, non possiamo fare niente perché queste sono le leggi. Allora, qua invece di dire mani libere alla polizia, alle forze dell'ordine, cari politici che siete là, che parlate, vi fate la pubblicità in questi giorni, fate le leggi,
Dopo dite perché non hai Ma fatto. leggi ce ne sono tante. No, non ce ne sono tante, non mi permettono di fare tante cose. E ripeto, non è di destra o di sinistra, perché se noi andiamo a analizzare dei passaggi, quando c'era i casini che ci sono stati nei centri di accoglienza o che ci sono, lavoriamo ancora con leggi fatte dalla destra, no? la Bossi-Fini. Se noi andiamo a guardare perché uno non va in pensione o va in pensione a 60 anni nelle forze dell'ordine, uno di 60 anni che deve correre dietro ai ladri, che fa ridere, è perché ci sono fatte leggi che non c'entra la Fornero, ma noi non c'entriamo con la Fornero, ma erano già state applicate e decise con Brunetta. Cioè, voglio dire, la sinistra non ha fatto delle leggi in cui non possiamo dobbiamo avere il numerino, l'ha fatto 5 Stelle, cioè voglio dire, tutti parlano senza avere idea di cosa significa stare sulla strada. È quello che ti viene a dire non dovete manganellare in testa, dovete colpire, ma tu sei stato in piazza per poter giudicare come difenderti, perché non è che la polizia, tu lo vedi, la polizia sta lì col casco, appena cominciano i lanci di sassi di cosa, deve mettere il casco perché insomma, io mi difendo anche nella mia persona, e attacco e devo stare attento a non colpire le parti vitali, cioè, ma come fai uno? Non devo ammanettare con le mani dietro, non devo ammanettare con le mani davanti, cioè in America c'è la regola dei 9 metri, fermo, alto là, questo viene, sparano, superati i 9 metri ti sparano. In America quando non c'è, in America non ci sono... Ma non prendiamo i cattivi esempi. Ma non è un cattivo... Allora te ne faccio un altro che non è un cattivo esempio. Ogni volta si rischia e si va in tribunale, un poliziotto, un carabiniere, un uomo delle forze dell'ordine va in tribunale a rispondere perché c'è un eccesso di legittima difesa. In America hanno un taser, questa pistola elettrica, non c'è un contatto fisico, rompi le palle, tu sai che io sono, ripeto, lo sgarbo, rompi le palle e vai in escandescenza, tron per terra. Da noi cosa ci hanno fatto? Dopo 3 anni di appalti, perché da noi non si può, non puoi che ti lo danno così, le gare d'appalto, poi le buste, i concorsi, voi mi insegnate, e tutte queste faccende hanno dato uno spray orticante. Bene, lo sai che non può, ci sono dei casi in cui non può essere utilizzato, e soprattutto in ambienti chiusi, perché poi devi fare evacuare le persone. È successo in ospedale poco fa da noi che erano lì per un pazzo, ne è arrivato un altro che ha dato escandescenza, non hanno potuto fermarlo con lo spray perché sennò in ospedale al pronto soccorso avrebbero dovuto evacuare il centro. Pronto? Mi fate ridere. Buongiorno professor Monaco, sono Franco dalla... Buongiorno. Le volevo dare ragione quando diceva lei che di leggi ce ne sono anche troppe in Italia. Scusate, è il paese delle leggi. Di fatto ne stanno facendo uno contro chi alza la mano, il pugno. Vorrei dire al poliziotto lì in studio che bisogna mettere il punto nella piaga. I giudici la devono finire di interpretare, sempre interpretano le leggi e poi diciamo tanto noi l'arrestiamo. Io sono un ex carabiniere che sono in pensione, che sono in Germania. Dicevo tanto noi l'arrestiamo e poi il giorno dopo li mettono fuori. Vediamo che schifo c'è. Finché ci sarà l'associazione magistrati, che il grande presidente Cossiga diceva l'associazione di stampo mafioso, se lei non fa quello che dicono loro, ti arrestano la moglie. Guarda che c'è successo al parlamentare Franco. La magistratura è la rovina dell'Italia. Sono la spalla forte del comunismo, sono dei comunisti. La salute, la ringrazio, professore. No, aspetta, ma perché lei è andata a vivere in Germania? Vuole capirlo? Non mi risponde. Cioè, uno che è così accanito... Non ha sentito. Non ha sentito perché ha messo subito giù. Deve venire qua in Italia semmai a combattere. Voglio capire, ex carabiniere, errato, carabinieri in congedo, insomma. Perché carabinieri si è sempre, insomma. Quindi capire perché si va in Germania, perché per integrare, per lavorare, perché è andato dopo una certa età, cioè voglio capire perché intervenire. Io ho piacere che in Germania
seguite questa nostra trasmissione e so Franco che ogni tanto interviene, a me fa molto molto piacere, devo essere sincero, però dobbiamo capire che in Italia siamo noi cittadini che lottiamo tutti i giorni e poi ci troviamo sempre delle grandi sorprese. Per esempio dice un signore, dice: io sono operatore di polizia, sono ispettore della Guardia di Finanza, elettore di destra, d'accordo su nulla di quello che ha detto il sindacalista, le leggi a mio avviso ci sono e fatte bene nella totalità, mi riferisco ovviamente a quelle che consentono di operare alle forze di polizia, saranno certamente discutibili i successivi provvedimenti della magistratura, ma non deve essere un problema dell'operatore di polizia. Personalmente non sono per il grilletto facile, dice Angelo da Roma. Tu invece saresti per il grilletto facile, secondo lui. Questo ha capito ceci per fave, evidentemente, soprattutto perché o non opera sulla strada o non si è mai trovato nei guai per colpa di qualche personaggio tipo il rapinatore, tipo l'ubriaco o tipo il delinquente comune. Mi dispiace di questo, ma comunque o non mi ha capito o mi sono espresso male io, ma credo di essermi espresso molto bene, caro collega, perché mi pare che sia un ispettore di polizia. Sì, Guardia di Finanza. Della Guardia di Finanza. Ciò non toglie che l'operatore della Guardia di Finanza fa un servizio diverso sulla strada di quello che fa il carabiniere e il poliziotto, quindi diversamente interviene su un reato di quel genere dove scatta un tipo di violenza, quindi una lotta corpo a corpo, come purtroppo ancora siamo abituati nel 2018 a avere la lotta corpo a corpo, e chi è più forte vince, magari chi è più forte finisce in tribunale, caro finanziere. Angelo da Roma. Pronto? Buongiorno professore. Chi è? Sono Luce Ferrari, provincia di Pistoia. Ferrari. Intanto le volevo dire grazie a lei, ma soprattutto ho telefonato per ringraziare le polizie, i carabinieri, perché sono delle persone meravigliose che io ho trovato sulla strada e in 40 anni di patente non ho avuto mai una multa perché ero regolare, ma se ci sono i banditi per le strade come devono fare questi? E quando vanno tutte queste dimostrazioni con questi gruppi e mandano questi poliziotti contro questi, che parecchi sono degli sbandati, pagati da altre forze per andare a far casino, io darei un consiglio ai poliziotti che ci mandino i nostri cari governanti che fanno le leggi quando ci sono queste assemblee di gente che spacca, rompe, cazzonetti, brucia macchine. L'ho detto. Mandateci politici lì e tenete dietro i poliziotti, vediamo come reagiscono dopo con le leggi. Va bene. Io la ringrazio, buongiorno, grazie per tutto. L'ho detto tante volte, no? E l'ho detto anche prima. Grazie signora. Grazie signora, l'ho detto anche prima. Chi fa queste cose andassero loro in piazza a far star buoni questi, a far star buoni i manifestanti, perché come dice la signora, allora siccome noi un paese democratico, lo disse anche il vecchio capo della polizia Manganelli, tutti devono dimostrare. Democraticamente siamo un paese democratico. Il problema è che a questi italiani si sono aggiunti anche si sono aggiunti i diversamente bianchi. L'ha detto la signora, li aggiungono, qualcuno li aggiunge, li finanzia per andare a far casino, perché dimostrare è lecito in Italia, certo. Tutti lo devono fare, coi bambini. Adesso si sono messi anche i signori che arrivano con le barche o per via Balcani a dimostrare, perché vogliono i soldi, guardate sui social, su Facebook, su questo, vogliono i soldi, vogliono questo, vogliono la pasta, vogliono il riso, vogliono le polpette, vogliono i gnocchi, anche questi vogliono. Io devo dormire, vogliono. Capito? Poi magari trovi l'italiano che viene sfrattato, ieri c'era una locandina, 90enne sfrattata dalla propria abitazione, ha capito? Sfrattata. C'è un altro problema, per esempio, Federico, è quello che mi diceva ieri, mi scriveva ieri un telespettatore, un certo Giuliano, dice: pensate che hanno alzato l'età pensionabile a 67 anni, sbagliato, dice, ma allora cosa ci fanno lì da 90 anni, per dire, no? Cioè un povero disgraziato che lavora una vita
di grandi sacrifici, tipo guidare il camion, perché il camionista, ragazzi, anche quello è un lavoro delicatissimo, tutta la mia attenzione verso questo. Il muratore che lavora a caldo e freddo è costretto a star fuori, chi lavora nelle officine meccaniche, chi lavora di fronte nelle acciaierie, ragazzi, sono lavori pesantissimi e quindi loro invece fanno 5 anni e si bringano meno di 5 anni, scusa. Sì, minimo, e si bringo minimo 3.000 euro al mese. Non esiste. Cioè, un insegnante che ha lavorato una vita per insegnare ai giovani, ha creato una società nuova, dopo 35 anni di insegnamento se ne va in pensione con 1.500 euro. A 67 Ragazzi, anni però va in pensione. Ma vi rendete conto a 67 di quella anni. che è questa situazione? Capito, caro Barbierato? Guarda, io ti posso dire che in questi 2 mesi, insomma, ho incontrato parecchie persone e l'ambito del disagio familiare, personale, si sta allargando molto. Bravo, dillo, perché queste cose la gente molto, deve saperle. Anche famiglie o persone che qualche anno fa... Media borghesia. Vivevano abbastanza tranquillamente, il posto di lavoro che magari perdono, oppure anche chi deve separarsi da moglie o marito perché per evidenti motivi di difficoltà personali entrano in un ambito di difficoltà sociale che in tempi rapidissimi li porta ai margini della società. Questo è un aspetto abbastanza, non credo di scoprire l'acqua calda, un aspetto che aumenterà molto e per i tempi, per la velocità in cui si passa da una situazione di tranquillità relativa a una situazione di pericolo. E credo che dovremo trovare anche la capacità di dare delle risposte. Come? Allora, per noi, con i bilanci dei comuni, sicuramente una parte importante l'abbiamo dedicata anche al disagio, ai nuovi disagi sostanzialmente, cioè gente che si trova improvvisamente a non saper arrivare a fine giornata. È evidente però che poi queste scelte vanno fatte, ma non bastano da sole a risolvere un problema, perché poi emergenze abitative, emergenze di lavoro, emergenze di carattere personale portano veramente ad avere moltissime persone veramente in un limite, in un confine fra la povertà e l'autosufficienza, che è quasi drammatico, se non drammatico in tutti i suoi risvolti, perché poi vengono in comune dove il sindaco è visto ancora come la persona più vicina ai bisogni delle persone, deve dare delle risposte, ma non sempre ha i mezzi per farlo, certo, perché poi aumenta la platea di queste persone e i mezzi sono quelli che sono. Andando alla questione del poliziotto, dei 2 carabinieri, dice Tina da Bologna, così come i comportamenti dei vigili del fuoco che incendiano, dei carabinieri di Firenze accusati di stupro, deludono e fanno perdere fiducia. Fanno perdere la fiducia anche la polizia di frontiera, che unitamente ai questori e ai magistrati dovrebbero applicare il testo unico, l'articolo 10 eccetera eccetera, che arriva con i barconi respingendo chi non è in regola, ed invece ci troviamo questi sconosciuti distribuiti in tutta Italia, liberi di circolare, anche se nessuno lo dice. Il tanto criticato reato di clandestinità è stato dichiarato costituzionale con sentenza 250 del 2010 della Corte Costituzionale e andrebbe quindi applicato. L'isola di Lampedusa, adesso il sindaco attuale si lamenta perché i neri disturbano le donne locali, e questo è niente. Tanto che, tra l'altro, e mi congratulo con, come si chiama l'associazione, Terme Organi e Benessere, e poi l'ADMO, Associazione Donatori Midori, che hanno organizzato, per esempio, per venerdì 22 settembre alle ore 21 presso il centro benessere ad Abano Terme, di fronte al Grand Hotel Trieste Vittoria, ecco la presentazione di questo libro, racconti criminali, omicidi e vittime in famiglia. C'è il professor Augusto Balloni e il professor Gianmaria Guida. Il tema della serata sarà, ecco, la violenza sulle donne.
Quindi è chiaro che questi signori sono sensibili, no, all'argomento, e quindi quando c'è qualcosa che non va, tac, fanno di queste, e mi congratulo proprio anche con Claudio Mengato e Sabrina Farzato, che stanno organizzando tutto questo. Complimenti a voi ragazzi, perché siete sensibili e vivete la paura, diciamo, che stanno vivendo tantissime donne, tantissimi cittadini. Un inciso. Tu, Erika, aspetta un attimo, No. tu come poliziotto. Un inciso alla signora del messaggio, ecco, Sì. non erano i vigili del fuoco che davano incendiare, C'era un vigile. C'era un vigile. erano i volontari che vengono pagati a ore. Non è il primo, non è Comunque erano vigili del fuoco. negli anni 70 Anche questo se- succedeva anche in Friuli. Anche no? se volontari erano vigili del C'è fuoco. chi faceva il volontario, pagano a ore. Però portava la divisa. Certo, d'accordo con lei, quindi d'accordo con la vigili del signora. fuoco. Non si fa. Non si fa. Prego, prego. No, volevo dire che a mio parere a livello di territorio italiano, ma anche nei piccoli territori, c'è una sensazione generale di imperante insicurezza. E intanto le forze dell'ordine sono effettivamente all'osso, nel senso che la quantità di persone che vengono ad essere assunte sono sempre minori, e oserei dire che quelle assunte purtroppo hanno a volte una certa età e per di più anche un equipaggiamento che non è idoneo, proprio sempre per questa questione di mancanza delle risorse. L'altra cosa sono le normative che a mio parere in realtà sono presenti. Qual è il problema? Che poi ogni normativa è soggetta a 1000 interpretazioni da parte di giudici, magistratura e quant'altro. Quindi anche la legittima difesa che vediamo nel codice penale ha, come tutti sappiamo, delle pecche di non poco conto, che porta a volte la persona che si difende praticamente ad essere soggetta a un'incriminazione maggiore di chi ha compiuto l'attacco, e questa è la problematica che vivono costantemente anche le nostre forze dell'ordine. Questo è il problema principale. E la mancanza della certezza della pena. Molto spesso queste forze dell'ordine a mio parere sono anche demoralizzate, cioè iniziamo tutta un'attività, foto segnaliamo la persona, foto a destra e a sinistra, e poi magari non viene ad essere convalidata la permanenza della persona nemmeno una notte insomma, nel posto in cui dovrebbe stare. Quindi il problema è veramente molto ampio. Insicurezza totale, poco personale, poche forze dell'ordine in termini di quantità, intendo dire, e poi anche se i comuni, come ad esempio Este, decidono di aumentare il numero delle telecamere, per carità è una cosa buona e giusta, ma cosa facciamo? Noi filmiamo le persone finché commettono i reati sapendo che non possiamo intervenire perché non abbiamo il personale che può farlo. È anche un po' una presa per in giro, se vogliamo dirla. Spegnete le luci per risparmiare la corrente nei comuni, quindi mi fate ridere. Mi il fate problema ridere. veramente A Roma ci sono non- quartieri, a Roma, io non parlo di Este o di una piccola città come può essere Pordenone che sta cominciando con questo difetto, no? Ma a Roma interi quartieri al buio, poi violentata una ragazza, tentata di violentare una ragazza. Fate ridere, politici, fate ridere. Dica al sindacato di polizia che è in studio, che farà tanta carriera dopo quello che ha detto. In Italia purtroppo funziona così. Ma il problema è che fai carriera, il capo della polizia non è stato messo là anche lui, viene messo là anche lui, non è che dice io faccio il capo, non è il re, non è l'imperatore, è quello che c'è intorno, direttore, cari telespettatori, metti là uno, poi è stato messo, deve fare, non l'abbiamo visto, abbiamo visto un premier che era messo lì e poi se n'è andato, ha detto non faccio più politica, se me ne vado, è tornato, faccia i burattini, in Italia è così. Buongiorno, dice Giorgio Di Palma, mani libere alle forze dell'ordine, manette alla politica e magistratura. La magistratura vorrebbe dare in mano a gente che ragiona come il suo ospite, quindi ti stanno elogiando. Domanda così magari scemotta, priva di significati. Chiedo al sindaco, la questione per esempio di coloro i quali gestiscono, per modo di dire, gestiscono, virgolettati, i carrelli fuori, diversamente bianchi. Ecco, questo problema può il sindaco risolverlo, sì o no? Domanda. Ma ti faccio un esempio di qualche... Così magari scemotta, priva di significati. Chiedo al sindaco, la questione per esempio di coloro i quali gestiscono, per modo di dire, gestiscono, virgolettati, i carrelli fuori, diversamente bianchi. Ecco, questo problema può il sindaco risolverlo, sì o no? Domanda.
Ma ti faccio un esempio di qualche giorno fa. Noi abbiamo fatto un intervento strutturato che ha coinvolto sia polizia locale sia i carabinieri per monitorare attentamente anche la zona pedonale sulla quale c'era qualche fenomeno di accattonaggio. E c'è ancora, Siamo riusciti ad allontanare alcune persone, una delle quali è stata trovata senza permesso. Anzi, aveva il permesso che scadeva a ottobre, ma stava dando fastidio ai passanti, è stata identificata, è stata portata in questura. Questo ha comportato almeno una giornata di impegno di 5 persone, di 2 vigili e di 3 carabinieri per la fotosegnalazione, per tutto quanto. È stata portata a Padova, gli è stato dato il foglio di via, per cui teoricamente quella persona che era a capo di altre 2 o 3, perché sapevamo che era non sapevo neanche come chiamare, era a capo di questa piccola organizzazione, è stata allontanata. Questo però non l'abbiamo più vista, ma questo allontanata a 100 metri dalla questura, perché allora, sa cosa diceva Totò con quella carta, noi però non siamo sicuri che dopodomani questa non si ripresenti, e quindi quando si ripresenterà dovremo fare la stessa cosa con il numero di forze di polizia che abbiamo, con i carabinieri che hanno un perimetro di intervento di svariati chilometri. 8 persone in meno sulla strada per una giornata. E quindi voi capite bene che questa operazione che abbiamo fatto è stata un'operazione che abbiamo voluto fare anche per dare un segnale agli amici che arrivavano di questa persona, che arrivavano, però obiettivamente oltre a questo noi non abbiamo la possibilità di fare come comune. È evidente che un comune turistico deve impegnarsi soprattutto anche per restituire anche questo tipo di azioni, ma sappiamo bene che con le armi che abbiamo e con gli uomini che abbiamo è un'operazione molto difficile da fare. Quindi è difficile, no, molto difficile. Che sposti il messaggio, cioè lui l'ha risolto. A Selvazzano arriva lo stesso soggetto 2 ore dopo, quindi il messaggio che diamo ai cittadini e alle forze dell'ordine è che siamo inefficaci. Il grosso problema in questo momento è mettersi tutti d'accordo intorno a un tavolo e i sindaci parlano tutti in questa maniera, i messaggi che arrivano tutti in questa maniera, di qualsiasi appartenenza siano, perché il messaggio deve essere serio. In questo momento hai un'arma spuntata, perché se tu fossi negli Stati Uniti e succede una cosa di questo genere, dopo 30 secondi la persona viene presa, intanto va dentro e resta dentro 3, 4, 5 giorni, deve pagare una penale. Pienone dentro, ma deve pagare una penale per i 2-3 giorni che resta dentro, e poi va dove va direttamente dal giudice e non ha passaggio del secondo via. Hai capito? Qui il problema è che viene spostato il problema, quindi lui, che in questo momento ha un po' di forza dell'ordine, riesce a scaricare un po' Abano, e Abano sposta su Selvazzano. Se Enox Soranzo a forza mette altre 6 persone e va dietro a sti qua, oppure arriva nel comune dove il sindaco non ha la forza di farlo e questi colonizzano e fanno quello che devono fare, ed è proprio il problema più grosso del paese. Mi fa da ridere quando leggo sui giornali, l'ho letto anche stamattina, dice, in questa settimana ne sono arrivati pochi, sono arrivati quasi 2000 altri, il problema è pochi, una città intera. Sì, esatto. Il fatto è che continuano ad arrivare, nonostante c'è da piangere, non ridiamo, c'è da piangere. Qui c'è roba veramente. E arrivano le malattie. Io non me la prendo con cosa c'è? Con i sindaci, poveretti. Sono tutti sindaci che ragionano bene in questo, come ha detto poc'anzi il suo ospite. Pensa che, caro amico Raffaele, che il presidente Boccia di Confindustria ha dichiarato che gli anziani devono essere solidali con i giovani, perché altrimenti non hanno futuro. Caro signor Boccia, dice lui, cominciate voi di Confindustria e di associati a dare un futuro ai giovani, magari dando un lavoro stabile, ben retribuito, e non a lavorare gratis per le persone, sfruttandole con gli stage fasulli. Date buon esempio se volete dare un futuro ai giovani, perché non vadano all'estero per trovare un'occupazione stabile. Caro Fabio, io non me la prendo neanche con i datori, con quelli che hanno le industrie, perché
Se un operaio deve dare i 3/4 del suo guadagno a questi stramaledetti di Roma, come fanno le aziende a dire: poveretto, tu mi costi 3.000 euro, di cui 1.000 ne do a te in busta paga e 2.000 devo darli a Roma? Non è corretto, o sbaglio? Federico, io da pure ignorante. Ma noi stiamo assistendo purtroppo da qualche tempo a una crescita della ricchezza, anche il prodotto interno lordo che cresce, ma non c'è crescita dell'occupazione. Tu Erika vai a votare? Sì, allora io sono in generale a favore di una qualsiasi forma di maggiore autonomia per il Veneto, quindi penso sia comunque una buona occasione. È un referendum e quindi bisogna anche essere chiari, onesti, di tipo consultivo, cioè andiamo a sondare, a capire quella che è la volontà della popolazione veneta. Non servirebbe un referendum per capire che tutti noi siamo a favore di una maggiore autonomia sul modello delle altre regioni statuto speciale. C'è anche chi auspicherebbe ad un indipendentismo diciamo veneto, che sicuramente è molto più difficile da raggiungere. Però io penso che sia importante in realtà andare a votare, perché andiamo a con certezza evidenziare la nostra volontà di maggiore autonomia. La Regione avrà una maggiore forza di concordare con lo Stato la sostanza, cioè quale autonomia richiediamo. Fondamentale un'autonomia sotto il profilo, a mio parere, di tipo fiscale, perché ricordiamoci che la nostra regione è tra le più produttive di tutta Italia ed è giusto quindi che quel che produciamo resti all'interno anche del nostro territorio, che lo sfruttiamo per le nostre imprese e per le nostre attività. Noi possiamo essere solidali con le altre regioni come avviene adesso. Parte del nostro gettito va allo Stato centrale e viene ridistribuito alle regioni meno virtuose, però non possiamo ancorarci a queste forme di assistenzialismo verso le altre regioni, è giusto premiare chi è virtuoso come la nostra regione. Spero che il sindaco intendesse dire che sta valutando se votare sì o votare no, ma non di non andare a votare, perché voglio dire che è molto importante, siamo secondo in democrazia. Certo, per carità, ma è molto importante dare un messaggio ai giovani che il voto è importante, che sia positivo o negativo, però l'importante è esprimere quello che è il nostro pensiero e parere, perché solo così si possono cambiare nel bene o nel male le cose. Tu Raffaele non sei coinvolto perché tu vivi Friuli, Venezia Giulia, quindi sei a Pordenone, esatto. Tu stai bene, che se ne frega. La regione è statuto già autonomo, noi abbiamo i soldi, non c'è problema. Siete pieni di soldi. E in più abbiamo i clandestini che voi non avete. Cos'è che avete voi? Sì, vai a vedere. No, non ce l'abbiamo ad Abano perché è bravo chi gestisce. E poi tanto non li puoi spostare. Cioè. Tanto quelli che arrivano da noi, dicono da noi qua in zona, non sono quelli che sbarcano vanno negli hub così, da noi sono quelli che passano i Balcani, che arrivano a piedi, mandati via dalla Germania, dall'Austria, dagli altri paesi, e quelli che arrivano qui. Tu vai a votare? Sì, vado a votare. Penso che uno degli aspetti fondamentali sia appunto intanto con questo voto spiegare che non all'interno dell'Italia regioni a statuto speciale. Io devo capire perché il Veneto è in competizione continuativa con Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, perché veniamo pagati tra virgolette dai comuni confinanti con 500.000 euro a comune confinante perché non si vuole appartenere dall'altra parte, quindi conseguentemente questo è un voto che va a esprimere non soltanto la volontà di avere un'autonomia all'interno delle regioni per il riconoscimento proprio di una regione che ha delle proprie qualità, ma soprattutto deve finire, a mio avviso, e questo è un messaggio che deve essere chiaro, questo sistema di sperequazione tra autonomia, dove hai la capacità di gestire i propri fondi ed avere la potenzialità di andare a ridistribuire questi fondi a seconda delle tue peculiarità, e una regione invece come il Veneto dove non ha questa facoltà e deve fare le lotte nelle commissioni, diciamo così, centrali per avere quel poco che gli serve per continuare ad andare avanti. Quindi sicuramente è un'occasione, servirà ad aprire un dibattito più allargato, ma soprattutto a mio avviso deve servire a far capire che non possiamo avere in Italia tre modi di vedere, diciamo, l'entità delle regioni e soprattutto potrebbe la capacità. Essere secondo te un input che tutte le altre regioni poi dicono se lo fanno loro lo facciamo anche noi, perché ho saputo che anche la Puglia si sta muovendo in questo senso. Sono tre
3 regioni che in questo momento stanno pensando di fare la stessa identica cosa. E sono? A mio avviso appunto una è la Puglia, poi mi pare capire anche le Marche che siano interessate. Perché? Perché sono regioni che al loro interno hanno dei fermenti e della produttività, quindi non è vero che tutto al sud è uguale e indistinto. Questo vuole mettere anche in evidenza le regioni che vogliono uscire, tra virgolette, dalle situazioni di precarietà e vogliono in qualche maniera invece impegnarsi. Certo. Con questo sistema invece abbiamo sempre un meccanismo per cui dobbiamo andare a ripianare e non viene mai richiesto a queste regioni di prendere per mano la loro situazione e risolverla una volta per tutte, anche quello è il messaggio. Ma questi che arrivano, che hanno tutti questi diritti, Monaco, chiedo a te che sei il luminare della televisione, sei tu e qua ci sono qua i maggiori esponenti, li fate votare o non li fate votare? Che c'entrano loro, scusa, che battuta. Hanno che tutti c'entro i io? Guarda, io sto chiedendo se No, andate ma sai a che ci votare sono- o meno. Io non ho organizzato io Boh. la votazione, Bene. semmai c'è qualche altro che pensa di far votare questi che arrivano. Non Quindi non certamente era io. una battuta, dai. Lo so, lo so. Dice Natalina Italiano, e c'è chi di speranza vive e disperato muore poi. Ecco, come per esempio il nostro amico Raffaele Padrone ha avuto delle espressioni molto forti nei confronti anche dei carabinieri, per esempio di quella faccenda triste, e poi hanno cercato anche di coprire, diciamo, tutto quello che era successo a Rimini con tutto questo ambradando, tutto questo sistema di violenza che hanno fatto, diciamo, questi carabinieri nei confronti di queste 2 americane. Ma io ti dicevo quando abbiamo iniziato la trasmissione, allora è un discorso, è la violenza sessuale, che secondo me non c'è stata. Che ci sia stato il rapporto sessuale è una cosa, sono gli episodi, tant'è che ho condannato. Cosa vuol dire non c'è stato violenza, allora, però c'è stato rapporto? Allora, che ci sia stato il rapporto sessuale mi pare che sia stato confermato dallo stesso carabiniere, ma la violenza sessuale, che è un'altra tipologia di reato, molto più grave. Tant'è che io dicevo, ci sono state una serie in quell'episodio di reati interni, cioè nei nostri regolamenti, ma dei reati poi che andranno a essere discussi in tribunale, sia il tribunale militare che quello civile, quale ad esempio era stato detto, ma anch'io avevo detto in precedenza in un'altra trasmissione, il fatto di far salire queste persone nella loro autovettura e accompagnarle a casa. Questo è possibile, ma vengono fatte salire le persone per un regolamento di ordine e sicurezza pubblica, la persona ubriaca però va denunciata ai sensi del 688 e quindi va accompagnata nella stazione dei carabinieri, al comando dei carabinieri, va denunciata e poi può essere accompagnata in macchina, ma tutto questo viene scritto, viene segnalato, viene detto, comunque gli atti risulta che tu sei preso accompagnato a casa dall'autorità dei carabinieri, quindi anche quella possibilità c'è. Ma il fatto che comunque, come la procura militare sta già e ha indagato questi ragazzi, perché comunque c'è il peculato. Forse anche che tutto. Come c'è peculato? C'è il peculato perché c'è l'uso dell'autovettura impropria durante il servizio di polizia, che è quello di aver comunque stazionato sotto l'abitazione quei 20 minuti, 40, 20, 10, 15, senza motivato e senza aver trascritto il perché. Questo. Quindi voglio dire, una serie di reati è una scena che non va bene per quanto riguarda chi indossa. Quindi sono la divisa. indifendibili, insomma. Beh, a mio avviso l'hanno anche ammesso loro, che hanno avuto dei rapporti sessuali, uno nega, tra le altre cose, no? Fino a poco tempo, e l'altro dice ce l'ho avuto, e quindi l'hai avuto in servizio comunque il rapporto sessuale. Ecco, quindi voglio dire, queste persone avranno
sicuramente avranno dei grossi problemi. E mi dispiace perché parliamo di persone, che padri di famiglia, che perderanno sicuramente il posto di lavoro o quantomeno rischieranno di essere allontanati per dei mesi senza stipendio nei nostri regolamenti. E forse, non so, anche la famiglia, perché non so se poi la moglie, dopo tutta questa pubblicità che è stata fatta... Mi pare che l'abbia già allontanato. Ecco, non lo so, sono cose che fanno un po' così. Certo è che, come dicevo prima, non bisogna identificare i carabinieri in quell'episodio, no? Ecco, anche perché io dico che ultimamente, negli ultimi anni, stiamo facendo i volontari, c'è un volontariato, vede, prima anche l'avvocato parlava e nella sua esposizione ha parlato di età delle forze dell'ordine. Abbiamo alzato l'asticella a oltre 46 anni di età, la media di un poliziotto, un carabiniere, è a 46 anni di età, e i delinquenti comuni o non comuni non hanno più di 25, 28, 30 anni, 35 anni, e quindi voglio dire, questo andare avanti, questa situazione, io la chiamo solo volontariato. Perché? Perché è vero che hai uno stipendio, se poi, come parliamo qui, sento parlare di stipendi, che stipendi? Noi non abbiamo da anni l'aumento di stipendio, siamo arrivati a ottenere una pseudo riforma delle carriere con incentivi che fanno ridere. Io dico sempre, noi prendiamo allora meno di una badante, ma rischiamo anche la vita per gli stessi soldi e anche meno di quello che guadagna una badante. Ore di straordinarie che non vengono pagate. Dovete sapere che quando ad esempio ci sono questi sbarchi abbiamo delle continue aggregazioni da tutte le questure d'Italia, okay, per andare a questi porti dove sbarcano queste persone, quindi con costi per la comunità, perché con la cittadinanza, col cittadino che paga le tasse per la sicurezza in città e quindi non ha questo poliziotto, uno in meno, perché deve andare in Sicilia per lo sbarco. 2, il collega quando arriva lì mangia e dorme in albergo e quindi viene pagato di più perché sta lì e quindi farà delle ore in più e quindi ci sono degli straordinari che, le assicuro, sono fermi ai pagamenti del marzo del 2016. Quindi addirittura non è che è vero che vanno lì e guadagnano di più, è vero che prendono di più quando gli sbloccheranno i loro stipendi, quando gli sbloccheranno i loro straordinari. Questa è la vergogna, perché qua, l'ho detto prima, si fa nella parola, lei sa che io poi esco dal seminato, con il fondo schiena di altri, perché è inutile organizzare. Li portiamo in Italia, perché così è, andiamo a prenderli a 16 miglia dalla costa, no? Adesso si sono rallentati da una settimana questi sbarchi, benissimo, ma quando arrivano in Italia non vanno più via, direttore, non vanno più via, perché ci sono le leggi, di che ne dica qualcuno che ascolta dall'altra parte, che gli permettono di stare qui, ricorsi su ricorsi, li mandano via da un comune perché stazionano nei parchi. Cosa fanno? Ma cosa fa il sindaco, la polizia? Cosa si può fare? Si prendono e si portano dove, direttore? Dove? In un'altra zona della città? Li abbiamo tolti dal parco di Abano e, come diceva l'architetto, li abbiamo mandati a Padova. Cioè, questo succede, non è che dici, li impacchetti, quelli del parco di Abano, li impacchetti, li mandi via. Non si va più via dall'Italia, non si va più via. E questi sono accordi vecchissimi di Dublino, fatti, che chi poi lo identifica se lo tiene, va bene? Oggi vede la Germania che vuole solo siriani, il resto li manda via, l'Austria li manda via, l'Ungheria non li fa entrare. Questo è il problema, dove vengono messi, perché vogliamo essere buoni? Venite in Italia, ma dove li mettete? I sindaci dove li possono mettere? I sindaci hanno protestato, più di qualche sindaco, io ho sentito in altre trasmissioni, nel momento in cui il prefetto gli dice domani arrivano lì 50 persone.
Ma non me l'avete detto. Bene, arrivano. Ma il prefetto, non è che è impazzito anche il prefetto, è comandato dal ministro che deve... Quindi qua il gatto che si morde la coda, ma alla fine chi arriva in Italia non va più via, lo levi da davanti al supermercato, hai perso, perché chiede l'elemosina non è più reato. Quindi anche se dovesse arrivare la pattuglia e la sposta da lì, l'ha detto prima il sindaco di Abano, ripeto, ha perso 8 uomini sulla strada. Siamo costretti molte volte negli incidenti stradali a fare il rilievo lì, mentre si sta facendo il rilievo, partire per andare in un altro incidente o comunque in un'altra chiamata magari molto più importante. È successo dove ero presente io, arrivano i pompieri, liberano queste persone dalla macchina, di colpo partono. Dove andate? Ci sono 4 bambini chiusi in un ascensore. Pazzesco. Via, parti di là. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Sono Giovanna, chiamo da Napoli. Buongiorno Giovanna. Una buona giornata a lei e ai suoi ospiti. Anche a lei, anche a lei. Per forza vogliono dare la cittadinanza ai nati in Italia. C'è stato allora, l'accordo. Perché non fanno un referendum? E sarebbe la cosa giusta per vedere se gli italiani vogliono o no. A volte fanno le cose inutili. Vede Giovanna, a modo di guardare la televisione, guardi, intesa governo Vaticano, sia allo Ius Soli entro l'anno, pressing di Gentiloni su Alfano, Minniti dice nessun rapporto con gli sbarchi. E allora, tutti gli italiani, tutti, indistintamente, perché già ne abbiamo piene le scatole, dovrebbero scendere in piazza a dire no. Poi il Vaticano, che tanto si allarga la bocca, cominciando dal Papa, che io lo stimo, le voglio bene, vabbè, perché non requisisce i monasteri dove ci stanno 3 o 4 monache oppure 3 o 4 monaci e sono costruzioni enormi, fabbricati enormi, perché li devono mettere negli hotel a 5 stelle? Allora, facendo vedere tutte queste cose che vengono serviti e riveriti, ognuno si sente dall'altra parte di venire in Italia, tanto là ci accolgono, mangiamo, beviamo e dormiamo. A noi invece ci hanno aumentato la luce sulla seconda casa, consumiamo o non consumiamo, un anno anche se la tele è chiusa, dobbiamo pagare 45-50 euro. Tutto questo perché devono pagare, sono sicuro al 100%, la luce a questi signori che non la pagano. Perché dobbiamo pagare sempre noi cittadini? Io la ringrazio. Al Papa dico di prendere questi fabbricati che sono dei monasteri, io ne conosco uno qui a Napoli, che ci stanno 3 monache, è un fabbricato enorme. Allora perché non requisiscono questi invece di metterli nelle case private oppure negli alberghi? Il Papa apre solo la bocca e parla, o li porta in Vaticano. Secondo lui ha fatto quel poco là per i senza tetto, ha fatto tutto. Ho capito. E noi paghiamo, io con la pensione di mio marito dobbiamo campare in 2 e ci prendono le tasse. Bravo. Va bene, io vi ringrazio, mi scuso dello sfogo. Buona giornata, dottor Monaco. Buongiorno. Buona giornata. Brava signora. Siamo qua per questo, per sentire i vostri sfoghi e per sentire... Che la gente è stanca. Sentiamo che la gente è stanca. Mamma mia, pubblicità intanto, pubblicità. Telefonate, pronto? Pronto? C'è o non c'è, ragazzi? Pronto? Oh, chi è? Sono Emilia, di Conegliano. Emilia? Sì. Mi dica. Volevo raccontarle una cosa che mi è successa Quante cose? sabato. Io ho un'attività commerciale, mi sono entrati 2 signori di colore. Cosa vende lei? Cosa vende lei? Io ho una gioielleria. Sono entrati 2 signori di colore, uno con una borsa tracolla, uno che si guardava in giro. Mio marito le ha fatto vedere alcune cose
io ero nel retrobottega perché stavo facendo delle cose, come mio marito ha rivolto le spalle contro il signore che stava parlando, ha aperto la giacca e si è intascato un bel po' di roba. Dopo un secondo questi se ne sono andati, però prima piangevano, dicevano che non avevano da mangiare, che non avevano niente. Allora, noi abbiamo la telecamera a circuito chiuso, siamo riusciti a vedere chi sono, come hanno fatto, però ci hanno anche detto che andare a denunciare dai carabinieri era una cosa che non aveva nessun senso. No. Perché non gli avrebbero fatto assolutamente niente. Non è così. Non è così. Vorrei sapere chi gliel'ha detto, insomma. Mi creda. Ma io le credo che qualcuno gliel'abbia detto. Ma vorrei sapere chi gliel'ha detto. Questo è il problema. Guardi, gente che gli è già successo quello che è successo va a me. bene, non è così, insomma, non è Quindi così. avete perso tutto, insomma. Non è così, vada signora, vada, denunci questo fatto a chi vuole lei, polizia, carabinieri, vada, dica che ha le immagini, verranno acquisite le immagini, se queste persone sono entrate in territorio italiano sono sicuramente state fotosegnalate, avranno depositato delle impronte, perché almeno questo iter si fa. Magari non recuperiamo più l'oro, ma recuperiamo le persone. Non recuperiamo più niente, anche perché è già la seconda volta in 3 anni che mi succede e tutte e due le volte non ho ricevuto niente. Mamma mia. Cortesemente a fare questa denuncia. Almeno per segnare questi 2 soggetti ad altri uffici, ad altre persone. Magari io se vengono nel mio negozio non le faccio più entrare, ecco, almeno forse per questo. Questo sì, questo non verranno mai più. Ecco, perché potrebbero entrare in un altro negozio di Conegliano o andare a Treviso. Non entreranno mai più nel mio negozio, le dico la verità, né loro né marocchini. Basta, veramente, e questo non vuol dire essere... No, ha ragione. Grazie. Questo vuol dire tutelare. Ragione, grazie. Grazie, la saluto, buona giornata. Buongiorno, mi dispiace cosa succede. Il mondo su questo, oltre a naturalmente a essere vicino all'imprenditore che ha subito un furto, a questo punto mi sembra di capire, segnalo che ad Abano la collaborazione fra orafi e gioiellieri ha portato, proprio per la condivisione delle informazioni su una banda dell'Est che era specializzata in queste cose, ha portato poi al recupero della refurtiva e anche all'individuazione dei soggetti che andavano a delinquere. Quindi è vero, lo scoraggiamento di un imprenditore spesso in questi momenti prevale un po', però poi alla lunga credo che la collaborazione con i carabinieri e con le forze di polizia e fra colleghi possa servire anche a far sì che altri colleghi non incappino nella stessa disavventura. Ecco. Capite signori che siete all'ascolto? Pronto? Pronto? Chi è? Buongiorno professore, buongiorno ai suoi ospiti, mi chiamo Pagani, telefono da Besana, Brianza. Prego Pagani. Dunque io ho sentito il signore di cui non ricordo il nome, che ha con la cravatta rossa, dicendo non li faccia entrare nel negozio. È un poliziotto. Ecco, allora evviva la polizia, io sono per loro perché ne stanno facendo fin troppe e sono maltrattati da questo infame governo, soprattutto. Ma tornando al discorso, quando tu fai una cosa del genere ci saranno i sinistri che incominceranno a dire è razzista,
razzismo, si stracceranno le vesti, attenzione, perché il PD e la sua banda dovrebbero essere processati per alto tradimento. Ricordiamoci che hanno fatto di tutto e di più per poter introdurre in Italia milioni di queste persone che tra un po' ci metteranno sotto i piedi. Questa è la realtà dei fatti, che ne dicano i signori del PD che si adornano di democrazia e di libertà. Comunque questa gente ha un solo obiettivo: costruire sulle rovine di San Pietro la più grande moschea del mondo. Questo è l'obiettivo degli islamici, ricordiamocelo sempre, è scritto nel loro Corano. La ringrazio professore, buona giornata a tutti, arrivederci. Saluti. Pensate le situazioni che si vivono oggi, il padre picchia la madre e il figlio, se sente in obbligo di difendere la madre, è successo a Napoli, ha ucciso il papà. Quante situazioni, quante tristi cose, quando un uomo diventa violento e picchia dinanzi ai figli, i genitori. Mamma mia ragazzi, che società stiamo vivendo, e non abbiamo neanche dei buoni esempi in giro, questo è il problema. Pronto? Pronto, buongiorno direttore, Sabrina da Casate Nove, provincia di Lecco. Buongiorno signora Sabrina. Allora, le devo dire una cosa importante, secondo me molto importante per i telespettatori. Io sono appena tornata dalla Grecia e ho acceso la televisione e indovini un po' che cosa vedevo? Riuscivo a vedere Canale Italia, dall'isola di Kos. Lo so, perché il mio amico lo sa. Conto Tanassis mi seguiva quando ero in ferie. Ma noi eravamo in un villaggio a 5 stelle, molto molto bello, però non pensavo se non vedo lei o la Luca o Versace la mattina mi dà quel brio, e l'ho trovata, questo è la prima cosa. La seconda cosa, ho visto le persone in Grecia, io non ho visto uno di colore, non ho visto nulla di quello schifo che abbiamo qua in Italia, nulla. L'IVA su quello che acquisti è il 17%, quindi tutti i pensierini, cosine varie, sono andata a vedere perché sono... Rendete conto che differenza? Sì, è una buona diciamo, madre di famiglia, moglie, sta a vedere anche quelle cose, mi sono vista il 17%, lei si rende conto. Punto primo. Punto secondo, di barboni, disgraziati, non ce n'era uno. L'unica cosa che ho visto, e mi è dispiaciuto tantissimo, una ragazza che non avrà neanche avuto 20 anni, con un bambino di 4 anni sulle ginocchia, che chiedeva l'elemosina. E io non ho dato neanche €1, sono andata in un negozio, ho preso da mangiare e gliel'ho dato. Questa qua, non le dico, mi ha abbracciato. Però gli ho detto, ma perché? Perché qui se ci vedono in giro ci picchiano, ci mandano via. Perché in Italia non dico di picchiarli, ma come dice il poliziotto, se mi attaccano, io come faccio a calcolare se devo picchiarti sotto il l'avambraccio, non in testa, non qua, non là. Soprattutto quel schifoso stipendio che gli danno con la voglia di fare, perché io non capisco veramente, questa è una missione. I poliziotti, i carabinieri, i dottori, gli infermieri, il volontariato, è una missione, te la devi sentire dentro. Perché sti bastardi fetenti schifosi che sono al governo non si mettono la mano sulla coscienza? Quel disgraziato che dice chi se ne fotte, quello con i baffi, che guardi, non mi viene in mente, che poi deve essere anche un meridionale che non è capace neanche a parlare italiano, ce l'ha presente, quello con i baffi che lo imita anche Crozza. Io quello lì lo metterei, ma non ai lavori forzati, ma magari, ma no, io le prenderei, le butterei in una cella, non qua, in Turchia, e poi voglio vedere che cosa si va a farti a dire che me ne fotta a me. Comunque complimenti per la trasmissione, un bacio a lei, un bacio all'Alessandro e al poliziotto, tanta stima da parte mia. Grazie Sabrina, grazie infinite. La ringrazio. Cari miei. Perché, direttore, io non è che l'ho dimenticato, ma lo tenevo per la chiusura, no? Voi visto che siamo quasi in orario, allora la signora mi ha dato lo spunto per dirlo, non solo per questi soldi, ma oggi dobbiamo stringersi anche attorno alle famiglie dei due colleghi, un collega e una collega,
che correvano un intervento per aiutare un'altra pattuglia che stava venendo a contatto proprio con dei delinquenti che si stavano rissando. Hanno avuto un incidente stradale, sono deceduti entrambi, quindi a Ferrara. Quindi colgo l'occasione, visto la rete nazionale, di fare sentite condoglianze ai familiari delle vittime e dei due colleghi. Ultima telefonata e poi salutiamo, dai. Pronto? Pronto, buongiorno professore, sì, veloce perché siete in chiusura. Chi è? Pallegrico da Mestre. Io ho telefonato un paio di mesi fa dicendogli di mio figlio che ha avuto la malaria in Africa e non l'hanno curato. Sì. Niente, volevo allacciarmi due cose al poliziotto. Quando ti passi vicino a uno di loro ti guardano e sputano per terra con disprezzo. Primo. In secondo luogo, quanto ci hanno impiegato per fare la legge per il matrimonio tra omosessuali, tra gay? Quanto ci hanno preso? Una notte? 2 ore. 2 ore, allora si può fare un'altra legge per chi viene in Italia e non ha diritto, mandarli via. Ho sentito l'altro ieri che il tedesco ha detto dobbiamo ringraziare l'Italia che ha accolto tutti questi emigrati, che ci ha fatto un lavoro enorme. Che abbiamo buttato fuori noi. E ci hanno dato una mancia, hanno dato 1.200.000.000 all'Italia, così il nostro buon napolitano va a farsi anche quest'anno le ferie in spiaggia dove non ci sono extracomunitari e va a farsi le buone vacanze. Questo qui è un governo di ladri. Noi abbiamo ancora capito che è un governo di ladri. L'ultima cosa, qui vicino dove abito io c'era una casa abbandonata, sono entrati degli extracomunitari, hanno messo una catena al cancello e lì fanno quello che vogliono. La polizia non può tagliare la catena per mandarli via. Grazie amico mio, grazie. Buona giornata a tutti. Grazie. Buona giornata. Allora il messaggio finale, tutti i comuni cosa diciamo? Rapidi, perché abbiamo intanto 2 minuti di tempo. Dicendo questo aspetto io continuo a dire che le norme esistono, non esiste da nessuna parte che tutti quelli che che vengono a noi devono restare qua dentro. Quindi se c'è una norma che deve essere applicata, la si applichi. Il problema fondamentale è che non vogliamo applicarla, quindi è una questione di volontà. L'altro aspetto invece diciamo a tutti i comuni che i sindaci devono mettersi in ogni caso insieme, risolvere queste problematiche, dare delle linee guida e superare qualche volta gli ostacoli che esistono al governo nazionale. Per quanto riguarda lo Ius Soli non è il momento di discuterne, a mio avviso. I ragazzi che vivono in Italia la vivono serenamente, al 18° anno di età diventano italiani, non hanno nessuna difficoltà. Lo si vuole fare in questo momento per un motivo espressamente politico, si vuole fare una battaglia politica e questo non è produttivo né da una parte né dall'altra. Rapidamente, polizia. Come abbiamo visto la grande maggioranza di persone che ha chiamato ma anche che non ha potuto chiamare la pensa come me, la pensa come noi. Dico solo, non è la polizia che se ne frega, scusate se possiamo dare magari questa brutta impressione, ma questo è l'Italia. Erika. Piena solidarietà alle forze dell'ordine e il mio invito al governo di considerare maggiormente questa categoria di persone che svolgono un lavoro importante in Italia. E altra cosa, cercare di trovare una soluzione a questa accoglienza indiscriminata. Penso che il ministro Minniti stia facendo dei passi in avanti, che reputo, nonostante abbia ideologie di destra positive, come quella di cercare degli accordi con i paesi d'Africa per limitare il più possibile gli sbarchi, quindi ecco. Federico Barberato, i cittadini anche di Abano e anche i colleghi sindaci di tutta Italia. Ma io credo che questo aspetto vada considerato in profondità, soprattutto coinvolgendo anche tutti i primi cittadini, i sindaci dei nostri comuni che spesso sono chiamati in causa anche impropriamente e anche se hanno pochi mezzi a disposizione. Io su questo credo che quello che sta facendo Minniti, a prescindere dalla parte politica in cui il Ministro si trova, ha fatto concretamente alcune cose migliori rispetto al passato, questo bisogna dare atto, soprattutto lavorando molto sul paese di provenienza, che è la cosa che credo sia più intelligente e più utile da fare. Sono d'accordo con Federico Barberato. Signori, domani non c'è Lucca ma c'è Gianluca Versace, perché Lucca ci sarà giovedì. Vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro una buona settimana, grazie agli ospiti e a voi tutti, come mi è consuetudine dire,
buona salute, statemi bene, buona settimana, arrivederci.